Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muli qua, vis-à-vis, questi... Sì, Ciano, i muli che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma è per quello allora. Si chiama vis-à-vis. Oh, eccoci. Eccola, Come sì. c'è di qua? Ah, varrà, ben che mai proprio. Sì, bravo Brian. Bravo. Sì. E cosa ha fatto? Niente. Infatti. Però è bravo il nostro piccolo. Ah, sì, se tu dici tu... Ah, Ciano, Dimmi. sai cos'è che mi è capitato prima? No, non posso sapere. Contami. Ero qua di sotto, che stavo tornando a casa. Della spesa? Sì, e ero rente la porta, che stavo per verchiere, mi è arrivato là un matto. Orca, ma uno fuori dei coppi? No, non fuori dai copi, un matto. Ma... E questo mi è venuto vicino e mi ha attaccato bottone. Ah, ma cosa voleva? Ah, non so io, mi parlava là tutto della vita, di robe là. Ah, ma allora era un testimone di Genova? Non so di dove che era, parlava in lingua, ma non so. Ma no, ma dico di quelli... Ah, no, ma questo era, come dire, sbricchio. Sbricchio? Sì. Ma scusa, è cascato? Si è fatto male? Ma no che ha sbricchiato, era lui, sbricchio. Ah, sì, ma come? Non era un testimone di Genova, tutto elegante, vestito. Ma come? Era vestito alla mucca tinozza, così. Alla mucca tinozza? Sì. E quindi sbricchio? Ecco, bravo Ciano, proprio sbricchio. E dall'altra parte... Non capivo dove che te eri a finire. Sono fuori di casa. Com'è? Sì, aspetta che mi igienizzo un attimo. Sì, ma te anche i guanti indosso. Cosa ti servi? Sì, so, ma sei sempre meglio. Boh, ma bastava che ce li cavi. E poi, dove sono andato con i guanti? Io ero a buttare le scovazze. Le scovazze? Ma se sono sempre amiche che vado. Sì. Cioè, e poi te sono sempre a casa. Lo so, ma era urgente. Urgente? Ma perché? Cioè, non era niente che spuzzava. E poi le ho portate ieri. Sì, ma te sa, è sempre meglio prevenire. Bon, se ti dava fastidio. Anzi, beata l'ora che si è mosso da casa. Cioè, ti sono ancora buone a camminare. Ti hai incontrato qualche donne belle per strada? No, per fortuna no. Per fortuna. Bon, ascolta, ma che ti chiedo? Ti cacciato te il mio peluche che era sul letto? Il peluche? Sì. Ma che peluche? Quello della scimmia, il scimmiotto che magari regalava mio padre quando ero pizza. No. Cioè, sono sei affezionato a quel pupotto. Ma adesso non c'è. Come non c'è? E dove te lo ha messo? Ho dovuto buttarlo. Buttarlo? Ma come? È il mio pupotto. E che fastidio ti dava, scusa? Beh, Loredana, non te l'ho sentito le ultime notizie? Ma che notizie? Sì, importanti, quelle del nuovo virus, del vaiolo delle scimmie. Sì, boh, non lo senti, però... È tanto pericoloso e siete stare attenti. Ma di cosa? Sono in corso diversi studi, anche in Italia, si sta a 3 casi. Sì, ma boh, ma se che becca i simmiotti, mi dispiace per loro, però mica cosa c'entra? Ma no, ma è pericolosissimo per gli umani. E gli ha raccomandato di non avere rapporti con le scimmie. E per questo te me l'ha buttato via il pupotto? Sì, o meglio, era una scimmia. Sì, boh. Non era di avere contatti ravvicinati. Sì, boh, ma era un peluche. Sì, ma pur sempre di scimmia. E gli esperti che ha parlato di contatti stretti, anche sessuali, e se de stare attenti. Boh, ma era il mio pupotto. Lo
lo so. E poi capì che non femo niente di mesi, mesi e mesi, però comunque non sai che adesso mi metto a far col peluche, no? era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, boh, ma non è solo lui, c'è anche la Loredana, no?